che mistero, che meraviglia, che stupore sto universo, guarda che spettacolo che sei. Ora che vede che robe strane guardando il cielo, che a me mi piacerebbe riuscire a vedere i buchi neri. I buchi neri? Buchi neri. Cosa sono i buchi neri? Ah, i scienziati che dicono che i buchi neri sono delle robe strane, che i scienziati si domandano perché esiste. Come ti insomma? Delle robe grandi che mangia tutto quello che sta intorno. Come ti insomma? E ora per spiegarti i buchi neri sono delle robe che cava l'energia a tutto quello che sta accanto. Ha messo anche stufo spettacolo sto dottore, sai? Va dentro tutti fuori che mieti. Entreremo, no, aspettiamo. Aspettiamo. Che numero è? 200.000 milioni? Arriva. Roberto! Basta correre in giro, se no dopo ti te fa mai, sa? E mite da quel resto. Quando torniamo in asilo, ti metti in castigo trio alla lavagna. E ti ricordo che la lavagna in asilo si è attaccata al muro. Come è possibile? Come? Drio, la lavagna è attaccata. Io in calma sul muro praticamente sto puttano. In calma. No, in calma, incalmare. Incalmare. Inserire prepotentemente all'interno di muro. L'applicativa del mio messo insieme come. Niente. Sì, la suora dell'asilo qui a Nova che si arriva. Dove viene? Dal sud. Al sud. Sì, però sei venuto a stare qua. Ah sì, come si chiama? Sorrento. Ah, Sorrento. Salute. Presentate. A me magna sta qua. Presentate. Presentate come se così dico ciao suora. No, salve, salve madre. Fiui. Salve madre. Ma cosa ho detto madre? Non salve sorella. Come sorella? Non è mia tua sorella, non mia nevo di suore mia. Ma sei mia sorella, dica salve e basta. Salve, basta, sì. Salve Regina! E che ho cacciato la preghiera. Salve Regina, come va? Dove andiamo? Come ti vuoi che va, caccio? Io domando. Sei tutto il giorno trio sti putei che corva, Roberto! Sempre che ti salti in giro, mamma mia, in asilo, sei sempre attaccato sull'albero. Sempre sull'albero, pare una scimmia, pare. Mamma mia. Guarda, un giorno st'altro ciappa a motosega e lo taglio. L'albero o il putello? Ti giuro che non lo so.